I can do that. Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Oggi è un mitico 30 gennaio del 2001. C'è un bellissimo freschetto. Ormai le nostre gite, se così si possono definire. Ah, meno male che abbiamo fatto vedere la neve ieri, La nave? La neve. La neve di ieri? Non sembra neanche maggio, giugno. Bella però la neve di ieri. Lo so. Ieri eravamo a Fondi, si è vista una neve spettacolare, troppo bella. Poi abbiamo sciato. Abbiamo sciato, ma chi ha sciato? Ma che stai dicendo? Allora, amici di Per la Strada, oggi sono veramente contento perché anche questa volta, per la prima volta, Per la prima volta per la strada. sono troppo contento. Bene, bene. Bene, allora a questo punto dobbiamo far conoscere Mamoiato. Siccome ci siamo fermati qua, a parte che c'è questa chiesetta bellissima, io vedo che qui c'è scritto Museo delle Maschere Mediterranee. Mi sa che quasi quasi entriamo. Che dici? Vediamo. Vediamo. Allora, vi ricordo che siamo a Mamoiata. Buongiorno. Museo. Siamo appena arrivati, ma è bellissimo. Che cos'è questo? Un museo? Buongiorno. Le maschere mediterranee. Ah, salve, piace. Gianluigi, piacere. Gianluigi, ma maschere? Mediterranee. Ma fa a vederlo. Certo. Ah, grazie. Aperto. Ah, bene, bene. Ah, io Ugo. Andiamo a vedere. Ugo. Oh, bellissimo. Prego. Troppo bello. Ah, si sale. Sì. E che sto vedendo? Sto vedendo non vedi che ho visto già quello, scusa. Il Zurku. L'ingresso della biblioteca. Ah, ecco, Giù ecco. c'è la biblioteca e su c'è il museo. Bello, bello. Allora, amici da casa, vi ricordo che siamo a Mamoiada e prima di andare in comune ci siamo imbattuti nel museo. Oh, stavo pure accappottando. Nel Museo delle Maschere Mediterranee, quindi ne approfittiamo poi dopo. Di multivisione. Che bello! Ma è bellissimo! Sì, sì, questa è unica in Sardegna, È fantastico. Multivisione in che senso? Cioè nel senso che si possono vedere più maschere. Sì, sì, poi c'è tutto in questi pannelli vengono proiettate delle diapositive Ecco, molto bella da vedere. ma sono bellissime, una cosa spettacolare proprio. Buongiorno! Come va? Tutto bene? Bene, lei? Buongiorno. Siamo contentissimi perché cioè, io non, è la prima volta che vengo a Mamoiata, quindi già siamo stati fortunatissimi ad arrivare da... Ah, ecco, spieghiamo le maschere. Mettiamo in moto Allora, sì, sì, così. Ah, ecco. Sì, a Mamuiada abbiamo due maschere caratteristiche che sono i Mamutones e gli Socadores. Ecco, quello che sta inquadrando lui adesso E è... gli Socadore. Ecco. E il Mamutones è questo. Ecco, che differenza... Sì, sono cioè, sfilano nello stesso gruppo praticamente, fanno parte dello stesso gruppo. Ecco. Sì. E adesso cosa succede? Adesso parte tutta una serie di immagini. Guarda Ugo, torna indietro. No, ma è spettacolare. Bellissimo. Praticamente viene raccontata la maschera di Mamuiada in questa specie di filmato e viene fatto vedere chi c'è dietro poi le maschere, no? Cos'è Mamuiada, quali sono le feste più importanti. È tutto un filmato che parte da Sant'Antonio fino a Carnevale. Ma è spettacolo questo, amici da casa. Complimenti, oh. Grazie. Una cosa bellissima, altamente tecnologica. Sì, è un sistema multivisivo che è unico in Sardegna. Ci sono già diversi musei nel resto d'Italia che stanno adottando questo tipo di proiezioni. In Sardegna siamo i primi, abbiamo avuto la fortuna di poter essere i primi ad avere un sistema del genere. In particolare spiega proprio le fasi della vestizione dei Mamutones, l'esordio che praticamente è il 17 gennaio. Noi abbiamo fatto la festa quasi 14 giorni fa, diciamo, no? Il 17 gennaio per l'occasione di Sant'Antonio Abate. No, io sono incantato proprio, è una cosa spettacolare. Ecco, ma per le persone che non l'hanno mai visto e che vorrebbero venire a vederlo, guardate che spettacolo. Ecco, per tutti i sardi che vogliono venire a vedere. Il museo è aperto? Tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9 all'1 e dalle 15 alle 19. Bellissimo. Andiamo, se no io qua non mi sposto più da qua perché è bellissimo. Cioè io mi siederei, me lo guarderei tutto il filmato, troppo bello. Però lasciamo anche un po' di curiosità, guardate che meraviglia amici da casa. Cioè strepitoso, bellissimo.
una cosa... Noi abbiamo delle tipologie di maschere che più o meno sono simili alle nostre, diciamo che sono maschere del mondo agropastorale che si rifanno più o meno agli stessi riti, no? Riti propiziatori di auspicio che la nuova annata agraria sia migliore della precedente. Per cui abbiamo le nostre maschere di Mamujada, quelle di sì, va bene, iniziamo da queste. Questa è una maschera slovena, il Current di Ptugui, eccezionale, viene soprannominato il Divo d'Europa, è una maschera che è importantissima. Come vedete la caratteristica che le accomuna alle nostre sono le pelli e i campanacci. Poi queste altre due sono maschere della Grecia, sfilano assieme, sono il Geros che è il pastore e la Corela che è la moglie del pastore. Anche queste maschere sono importanti, cioè gli etnologi quando parlano dei mamutones dicono che l'equivalente in Grecia del mamutones è il Geros. Ah, ecco. Sì. Ma in effetti un pochino, vero? Sì, c'è Con i qualche campanacci. somiglianza. Sì. Sì, è vero, anche quello, però magari ecco, questo magari vi assomiglia un pochino di più. Sì, poi questo è particolare perché non è una donna che praticamente usa questi abiti, ma è un uomo. Infatti io stavo per dire, sembrava una... invece No, è come avviene anche nei nostri Questo- carnevali. Ah, Per esempio a ecco. Ottana la figura della Filonzana è sempre comunque chi la indossa è sempre un uomo. Bellissimo, poi dobbiamo andare a... Ma il sindaco ci sarà in comune? Penso di sì, andiamo. Ci accompagnate voi al sindaco? Ah, io che andiamo in comune, oh ma troppo bello qua, Allora questo è il museo delle maschere mediterranee di Mamojada, Avete sentito? Venite a visitarlo perché guardate, è una cosa spettacolare, Siamo stati fortunatissimi, veramente. Andiamo. Sì, chiudiamo. Vedete? Fai vedere anche, vedi Ugo? Troppo bello, guardate. Oh, io sono senza parole. Da dove si esce? Da qua. Ah, di qua, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo in comune. Ugo, troppo bello. Vero? Cioè, è una cosa spettacolare proprio. Buongiorno. Spettacolare. Siamo troppo contenti, guarda. Adesso andiamo in comune. Speriamo di trovare il sindaco. Ah, finalmente a Mamojada. Sono troppo contento. Non sono mai stato a Questa Mamojada. che chiesa è? Questa è la chiesa di San Giuseppe. La chiesa di? San Giuseppe. Questa è la chiesa di San Giuseppe. Adesso ci accompagnate voi in comune, Sì, così? sì. A piedi o in macchina? con No, Piero? possiamo andare anche a piedi. Vicino? Sì. Cioè tipo a piedi quando ci vuole? 2 minuti, 3 Ah, minuti. 2 minuti, via, così facciamo vedere anche agli emigrati, no? Le vie del centro. Chissà Sì, quanto tempo, da quanto tempo mancano qua. Molti emigrati sono partiti da Mamojada. Sì, moltissimi. Più o meno dove sono. Scusate Dove sono andati più o meno tutti gli emigrati? Che c'è la zona Germania, Olanda, Francia, un po' dappertutto. Sì, sono stati un po' in tutta l'Europa, sì. La pubblicità. Pubblicità. I can do that. Mario Pinna, la voce del mobile isolana dagli anni 60 ai prezzi più bassi in Italy. Il palazzetto della Veronica con le 100 cucine Scavolini e De Leon. La palazzina della Fiaba di Viola dagli occhi blu con le 100 camerette di Biancaneve e Cenerentola. Il grattacielo orizzontale Valentina della Mari con 1 miliardo di arredamenti pronti firmati tra i più belli al mondo. Fabbrica di Don Francisco con 1000 mobili rustici ed arte e le famose case panche storiche in castagno. Mario Pinna, con la sua grande famiglia, è invincibile. I can do that. Siamo tornati. Ecco, siamo tornati alla pubblicità, vi ricordo che siamo a Mamojada. Allora, questo è Corso Vittorio Emanuele. Sì, Corso Vittorio Emanuele. Tutti gli amici che vivono all'estero dicono ah, rivedo Corso Vittorio Emanuele di Mamojada. E questo che cos'è questa struttura qui adesso? Questa è una casa, diciamo, nobiliare che ormai è disabitata. Antichissima. Sì, molto bella. Sì, stiamo arrivando in piazza dove c'è il comune. Perfetto. E qual è la... speriamo di trovare il sindaco, se non lo troviamo pazienza, non è che di solito non siamo così fortunati, ma non per altro, perché giustamente, guarda questo scorcio che bellino, di solito non siamo così, ah ecco vedete qua c'è un murales, Sì, raffigura 2 mammutones, sì. ma i mammutones, il nome mammutones sono di Mamojada, oppure sono mammutones di altre località? No, ci sono mamutones anche di altre località. Ecco. Sì, è un nome che richiama praticamente diciamo, dei riti pagani, delle divinità pagane che Ecco. venivano adorate. Ah, questo è il municipio? Sì.
Ah, c'è stato anche qua, ci sono stati fuochi. Sì, tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Resistiamo, proviamo a entrare. Vieni Ugo. Buongiorno. Per la strada? Sì signora, per la strada. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Aiuto Ugo. Salutiamo la signora, entriamo. Andiamo direttamente. Ah, quanti abitanti fa? Quasi voi? 3000. È grosso. È un centro grosso, Ugo. Però molti sono emigrati. Infatti. Vabbè, però attualmente Però fa 3.000. attualmente sì, attualmente fa 3000 e poi diverse persone stanno tornando qua ad abitare. Questo ci fa molto piacere. Il Messo. sindaco dovrebbe essere qua. Messo. Permesso. Buongiorno. C'è il sindaco! Che fortuna! Buongiorno signor sindaco! Come sta? Salve. Bene, salve. Buongiorno. Assessore alla cultura. Ah, giovanissimo. Ragazzissimo, se fosse diciamo l'assessore più giovane Diciamo d'Italia. l'età. È l'assessore più giovane Sei d'Italia. una ragazza, sì. E sei tu l'assessore più giovane d'Italia? Ma sembrerebbe di sì. Incredibile, qua, hai visto che record che abbiamo? Caro signor sindaco, siamo contentissimi di essere a Marmoiata perché è la prima volta che ci veniamo. Mi fa piacere. Ascolti, signor sindaco, io devo fare la domanda di rito che faccio in tutti i comuni della Sardegna. Ma il comune di Marmoiata Sì. ce l'ha il gagliardetto per gli ospiti? Dunque, Eccolo là. Stessa domanda per i due comuni, probabilmente la stessa risposta. E mi sa che È sì. in corso Il il gonfalone. perfezionamento col ministero dove c'è un Ma voi il ufficio gonfalone ce apposta. l'avete o non ancora? Abbiamo quello precedente, Ah, ecco. diciamo. Il nuovo è ancora da definire, è Ma passato in infatti questi- noi ci vogliono dei tempi, è una Ma è una cosa che non è burocratica, brava, ma è una cosa stranissima sta cosa. Guardate che una marea di comuni che abbiamo visitato, Sì, sì, è questa storia che per dare uno stemma a un comune, ma ci vogliono una marea di tempo, ci vuole, una cosa Questo impressionante. è, vabbè, siete arrivati così a sorpresa e poi non è il caso nemmeno di annoiarvi con la storia del Gagliardetto. In pratica c'è un ufficio, adesso non ricordo in quale ministero, forse il Ministero degli Interni, che lavora esclusivamente sui gagliardetti. Quindi si passa per il consiglio, c'è uno studio, le misure, le cose. Una cosa longa, insomma. Noi abbiamo un bue, però non può essere messo in un modo, deve essere messo in un altro modo. Figuriamoci. È una storia molto complicata. Vabbè, comunque facciamo una cosa, Forse quando meglio finalmente lei avrà il quando gagliardetto l'avremo, ce lo spedisce, va ve lo bene? facciamo avere, Promessa? sicuramente. Allora, Magari signor Sindaco, noi dobbiamo far vedere assolutamente, ci dobbiamo trattenere pochissimo in comune, Sì, perché sennò gli emigrati sì, si arrabbiano, sì, hanno ragione, sì, sì. perché dobbiamo far vedere Marmoiata. Il paese, certo, Esatto, ci dà un certo. ottimo cicerone, qualcuno che viene con noi, ci fa vedere la chiesa, la piazza, le cose più belle di Io Marmoiata. vorrei- Abbiamo già visto il museo, Il signor museo già Sindaco? visto, vi è Bellissimo, piaciuto? fantastico, troppo bello. È particolare, questo mi fa Molto bello, piacere, molto già bello. noi siamo già innamorati di questo No, 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 museo, è anche se una cosa l'abbiamo aperto da spettacolare. qualche giorno e il paese sta piacendo a tutti. No, belli, abbiamo dato anche gli orari per farlo Ah, visitare anche certo, a tutti i certo, sardi. certo, Allora, grazie, con chi andiamo? Andiamo con loro, che ne so? Ma io direi sì, venga anche lei. vengono loro, l'assessore L'assessore più giovane d'Italia. bambina, la chiamo L'assessore così, non si bambina. offende. insomma. Venga anche lei, signor Vengo anch'io, tutti Andiamo assieme. tutti in cricca, Una via. persona. Andiamo. Non è che l'abbiamo disturbata, no? No, assolutamente. Può. Poi tornerò qui, riprenderemo con le nostre, con le Bene, nostre andiamo. cose. Comunque, troppo. Questi gagliardetti non si trovano da nessuna parte, è una cosa incredibile. Ma io mi mando una lettera al ministero, dove devo mandare sta lettera per accelerare questi cosi? La storia di che cosa? Dei gagliardetti. Del gagliardetto. La mandiamo al ministero Bravo. per accelerare le procedure. Che poi quello poi andrà come un gonfalone, giusto? no? Sì, sul gonfalone, gagliardetto, bandiere, tutte le cose. Sulla carta intestata del comune diventerà complicato. Adesso dove. Ecco. Loreto, la chiesa di Loreto. Ah, perfetto. E la chiesa di Loreto cos'è? La chiesa. una delle chiese più importanti. belle, più sì, di Marmoiata. Perfetto. Speriamo che sia aperta, dov'è? Andiamo a vedere, vediamo se è aperta. Dunque. Vabbè, chiediamo al parroco No, ci sono delle persone che hanno le chiavi. vicino che hanno le chiavi. Almeno male, ci sono. Vedete qua un altro murales. Ecco, questa è la chiesa. Ma è grande! Oh, è gigantesca. Vero Ugo? Sì, bello. Una cosa impressionante, grandissima. E chi è che ha le chiavi? Le chiavi ce le hanno qua. Vada, assessore giovane. Assessore più giovane. Allora, abbiamo conosciuto il sindaco più giovane d'Italia. Poi abbiamo conosciuto oggi a Marmoiata l'assessore donna più giovane d'Italia. Anche il museo è giovane. Il museo è giovanissimo. Guardate quanti giovani ci sono in Sardegna, hai visto che danno. E poi abbiamo conosciuto il terzo il sindaco più giovane d'Italia, sempre in Sardegna. Ah, dove? Dove Giovane Siniscola. Siniscola. Il più giovane a Siniscola e l'altro? E l'altro Non mi ricordo. non
Bonarcado, no. Vabbè, mo non Omilisso Bonarcado. Omilisso Bonarcado, non è che... Bene, allora intanto facciamo vedere la facciata. E il santo patrono come si chiama? Il patrono di Mamogliada è... Sant'Antonio. 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 17 Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate. Sì. Adesso stanno cercando di procurare le chiavi per poter vedere all'interno la chiesa. E poi andiamo alla pubblicità. Pubblicità. I can do that. I can do that. Siamo tornati. Allora, hanno aperto la chiesa, andiamo. Oh, buongiorno. È grandissima, bellissima. Ma è grande proprio. Bella, Moto di questa chiesa. bellissima. Ma signor Sindaco, Mi dica. ma dovranno fare dei lavoretti, suppongo. Sì, questa è stata già, come diciamo noi, risanata all'esterno, adesso è in corso una possibilità di restauro anche all'interno, perché lo merita una chiesa. Appunto quello molto volevo bella, dire, una molto chiesa bella. bellissima lo merita. Con una sacrestia. Guardate risale- questo affresco è 1600. antichissimo, 1600. 1600 circa. Figuratevi. Va salvato, vero signor Sindaco? Assolutamente, una delle cose più importanti. Dobbiamo salvare questa chiesa perché è troppo bella. Poi io la immagino con questa imponenza come era allora con le piccole casette, con Bravo, i pochi abitanti, bravo. È qualcosa Perché di poi, molto non so se particolare. avete notato, amici da casa, è tonda praticamente. Sì, è molto imponente, con uno stile anche particolare. Ascolti, signor Sindaco, Sant'Antonio dov'è? Il padrone è questo? No. Questa Può statua essere comunque... Sant'Isidoro, San Isidoro, con i suoi bui, nel Bellissimo. suo tempo si faceva una processione con i sormassaios, come diciamo noi, con tutti i bui fioriti per l'occasione, diciamo così, con i fiori di maggio e per il paese. Sant'Antonio è nella chiesa parrocchiale. ecco. Vabbè. Andiamo, Ugo. Che dobbiamo far vedere un sacco di cose. Vediamo la sacrestia. Guardate questa porta quanto è antica, oh. Bellissimo. Ma questa è antichissima, amici da casa, eh sì, qua bisogna salvare la chiesa, Facciamo un appello, signor Sindaco. Questo è un patrimonio da non perdere. Sì, siamo molto preoccupati, no. questo sarebbe veramente un peccato perché è un bene di un valore inestimabile. No, dobbiamo fare qualcosa, stiamo scherzando. E mica si può perdere. I bassorilievi sono... Sì. Hai visto su in alto? Ugo? Sì, gli stucchi, Ma non si può perdere. tutti originali. Vedete pazienza, questo è patrimonio, ragazzi. Sì, con un campanile, adesso vabbè diventa complicato anche perché è un po' pericoloso, che aggiunge valore in granito, in una piccola strettoia che porta verso l'alto. Qui dove si va? Molto bello. Qui si va Ma sul si può campanile. salire? Ma io direi di sì, piano piano, senza andare troppo in alto. È un piccolo campanile. Ma si riesce a vedere Sì, dall'alto o no? No, è un piccolo campanile, in pratica all'altezza. Che Allora qui- non saliamo. Però io voglio vedere, sono curioso. Vieni Ugo. Guardate che meraviglia, amici da casa. Guarda, vieni a vedere Ugo. Ma vi rendete conto? Ugo, si vede? Sì. Guardate la scala come sale. Cioè bisogna salvare questa chiesa. Ugo. Bellissimo. Ragazzi, è bellissimo che qualcuno faccia qualcosa, Stava in piedi. La scala in pietra, sì. Questa è una scala in pietra, amici da casa. È bellissima. Troppo bella. Andiamo, troppo bella. Ok, andiamo, signor Sindaco. Signor- Sì. Cioè, questa è la chiesa de Vidda, cosiddetta. Poi abbiamo Loretta a Teso, Sì. che significa lontano, che è una piccola chiesetta di campagna. Come dire, c'era questa grande e poi c'era la chiesetta piccola in campagna. Un altro piccolo gioiello che adesso è stato già restaurato. E quelle sono le campane antiche. Sì, le campane originali. Bene. Non Adesso è la dove- chiesa che abbiamo visto prima, giusto? No. Quale chiesa che abbiamo visto? No, questa non è la chiesa. No, No, quella è San Giuseppe. quella è San Giuseppe. Sì, un'altra. Allora, adesso dove stiamo andando? Andiamo a sede della Prolocco. Oh, bravo! Andiamo a vedere la sede di Mammuttones. Ugo, stiamo andando a vedere la sede di Mammuttones, incredibile! Andiamo.
fervono i preparativi del carnevale, per cui certo. probabilmente ci sarà qualcuno in sede. Si stanno già preparando. Sì, sì, sì. Ma come funziona? Cioè ogni anno preparano, cioè gli abiti sono sempre chiaramente gli stessi, voglio dire. Ma che cosa, i preparativi, come si svolgono? Niente, loro fanno delle prove di, insomma, per le sfilate, perché insomma non è semplicissimo fare una sfilata di Mammutone. E poi niente, mettono a posto le pelli, i campanacci, perché insomma hanno bisogno anche di una certa cura, una certa manutenzione, per cui insomma è importante prepararli bene. Di qua? Sì. Anche perché non è facile. Sì. Buongiorno! 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 Saluta lì, dietro di te. Ciao caro! Ciao, tanti saluti dal comitato del Carmelo. Certo che lo facciamo, buongiorno, vi saluto pure, buongiorno, come va? Ciao. Vi state godendo un po' di caldo? Il caldo è il caldo del fuoco che ha lasciato San Abbatte. Effettivamente arriva calore. Come no, un calore interiore più che... Interiore, certo. Abbiamo fatto vedere la chiesa, abbiamo fatto vedere il museo. Adesso sono delle zone veramente belle. Non solo delle zone, ma anche le tradizioni che si rinnovano. Bravo. Quella è la cultura popolare, quella è... Infatti adesso stiamo andando a far vedere... Perché molti sono convinti che la cultura di un popolo, di un paese, si conta attraverso il numero dei laureati. No, la cultura popolare è proprio nel ricordo di certi valori che si sono... Bravo, bravo. Infatti adesso stiamo andando a far vedere i Mammutones. Ah sì, già avete l'appuntamento? Speriamo, non lo so, speriamo di trovarli, va bene? Sì. Allora, buona giornata, arrivederci, ciao. Buona giornata, buon pranzo, arrivederci. Ecco, andiamo. Adesso ci stiamo dirigendo verso la Proloco. Questa è la sede di un gruppo di Mammutones, ma è chiusa. Adesso non dico, questa è la sede del gruppo dell'associazione culturale Pipino Beccuri. Vabbè, però lo inquadriamo. Spostare Ugo, fai passare. Che fai? Entrarci? Adesso invece andiamo in un'altra sede. Andiamo in un'altra sede. Speriamo che sia aperta. Vabbè, d'altronde noi, non avendo avvisato, già è troppo che siamo riusciti a far vedere tutte queste cose. Siamo stati fortunati a trovare voi e vi ringraziamo. E voi venite qua, non avvisate. Lo so, no, noi non avvisiamo nessuno. Oggi però è stata una giornata fortunata per Mammoiato perché abbiamo trovato voi al museo, poi il signor sindaco è fortuna disponibile, meno male. Vero Ugo? Anche ieri è andata bene. Anche ieri a Fondo è andata bene. Allora, vedete questi barconcini, tutti con queste con i gelani, con i fiori, sì, guardate, bello. C'è anche un murales, guarda Ugo. Guarda che bello che è. Sono belli questi archi, vero? Questi archi... È stato restaurato. Restaurato da poco, sì. Molto bello. Ugo, che stai facendo? Guarda che è finto, mica è vero, mica ti devi andare a riscaldare. E non è che magari sembrano così veri che uno si va a riscaldare da il pane. Sta lavorando. Ecco, parliamo del pane. È aperta, È aperta? Oh, vedi? Meno male, va. Parliamo del pane. Poi andiamo a assaggiare il pane Carasau, andiamo a assaggiare il pane Carasau. Infatti. Forse sono un mammutone in borghese. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, questa è l'associazione. Sì, adesso fra qualche giorno la dovrebbero inaugurare, la sede nuova della Proloco, molto bella, una delle case più antiche di Mammuiato. Che hanno ristrutturato. È stata ristrutturata? Sì, non completamente, però già... Grazie, messa. Che meraviglia. Bella, veramente bella. Anche bello come è stato fatto. Tutto molto antico, Messo. Vediamo se c'è. Buongiorno. Messo. Buongiorno, come va? Tutto bene? Salve, come stiamo? Piacere, Gennaro. Mi ha detto che questa è una delle sedi del Mammutones, giusto? Ecco, ma comunque ci sono gli abiti qua da vedere. Sono dentro. Possiamo vedere? Sì. Vi state già preparando, sì? Sì. Quanti siete come gruppo? Siamo parecchi. Vediamo pubblicità. I can do that. Vuoi arredare la tua casa o il tuo ufficio? Occhio al nome. Giancarlo Sirigu, da oltre 35 anni, è presente nel settore. E se vuoi una cucina pratica e funzionale, visita la nuova esposizione delle cucine Gatto. Giancarlo Sirigu, via Abruzzi 51, Cagliari. I can do that. Siamo tornati. Ecco qua. Stiamo vedendo, vedete?
Guardate, ma sono tanti. Che usano le mastrucche, che usano i mamutones. Ecco, siamo nella Mamoiada, sempre Mamoiada, siamo nella sede della Proloco, una delle due sedi, giusto? Sì. Dei Mamutones. Guardate amici da casa, non so se avete mai avuto la possibilità di vedere queste immagini come le stiamo vedendo noi oggi, però è veramente bellissimo. Guardate tutta la preparazione, ma c'è un sacco di roba. Sì, questi Cioè, sono i la campanacci. vestizione praticamente sono prima... Avviene in cortile oppure dentro in questa sala di dentro, Sì, ma si oppure in mettono quest'altro prima cortile. quella... prima Sì, si- la mastrucca, sì, è un rito. Si chiama ormai. mastrucca. Sì. Ok. Ho visto che ce ne sono, dunque, solo qui ce n'è moltissimi. Ecco, ma poi ho visto che sono tutti organizzati, cioè nel senso che vanno in cerchio quando poi si devono... Cioè, la costruzione, uno si mette questo, giusto? Certo. Poi va di qua, giusto? E fa così. O sbaglio, è così? Sì, ognuno usa una zaccarrica, si chiama, no? Questa qua in sardo e questa... Ah, cioè non è che ognuno deve prendere questo, poi questo. No, ognuno ha la sua, sa qual è, insomma, c'è tutto un rito dietro che... No, pensavo che fosse in sequenza. Sì, e anche nella vestizione c'è un ordine particolare, questi campanacci vengono indossati, questi sono i campanacci dei bambini, questi sono i campanacci dei mamutones grandi. Ah, ecco, che C'è un sono ordine- pesantissimi, sì, diciamo. Circa 35 kg solo di campanacci. 35 kg solo di campanacci, c'è una cosa esagerata. Immaginatevi quindi la Lo fatica sforzo, che cioè. fanno i Anche mamutones per- quando sfilano. C'è anche 3 ore di sfilate fanno. A Sant'Antonio hanno sfilato dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 e Le mezza. persone che indossano questo devono essere persone comunque di stazza Sì, grossa, sì, no? sì. Ma comunque... Guardate, solo questo pesa, cioè non è che... Cioè pesa moltissimo, 35 kg. Circa, vabbè, ma 35 kg da portare per 3 ore, cioè ci vuole una forza esagerata. Sì. E invece le maschere sono state realizzate qua oppure... Sì, Mamoiada dagli artigiani della... Facciamo vedere un po' le maschere, sono diverse o sono quasi tutte uguali? Più o meno sono Posso? quasi sempre uguali. Ecco, vedi. Accendo la luce. Sì. Ecco, questa, però vedete, questa è già diversa da... mi avvicino una bianca per cortesia. La bianca Ecco, la bianca? delle suonadore. Infatti. Vede, Gennaro, bisogna anche per onestà ricordare che visto che abbiamo due associazioni che si Esatto. occupano dei mamutones, c'è una diatriba tra virgolette tra le due associazioni, in quanto questa che vediamo adesso è la maschera che indossano i mamutones di un'associazione. Esatto. L'altra associazione invece ritiene che questa maschera non debba essere indossata dagli soccadori. No. Diciamo c'è una discussione in Beh, corso. giusto averlo su detto. cosa si Uno usa sviluppa. la maschera bianca gruppo. di soccadore se un altro gruppo non la usa. Ecco, vabbè, è giusto dirlo per correttezza, bravi, già giusto. Bene, allora dopo il chiarimento giustamente del signor Sindaco ringraziamo Raffaele, ci saluti tutto il suo gruppo chiaramente e grazie di averci ospitato e di averci dato questa grande opportunità di poter vedere ecco quello che poi sarà dopo, quando sarà il momento, la vestizione di Mamutones. Grazie mille, mi saluto tutto il gruppo, arrivederci. Bene. Pane Carasao, brava! Addio, rush finale. Grazie Raffaele. Adesso andiamo a vedere il pane Carasao, che il pane Carasao è importantissimo, giusto Ugo? Andiamo. Allora amici, siamo nel rush finale, siamo a Mamoiada, stiamo vedendo il famoso pane, stanno già bussando, pane Carasao. Ah ecco, noi siamo curiosi, speriamo che non spanico all'improvviso. Ce ne sono? C'è. Permesso? Adesso Sicuro? scendiamo giù. Che scendiamo? No, buongiorno. Scusi l'intrusione, salve, come va? Buongiorno. Piacere Gennaro. Ciao Donatella. Ciao Donatella, come va? Tutto bene? Bene, scendete giù. Andiamo, dove si va? Dritti. Dai, facci da Cicerone, vediamo, siamo Ormai curiosi. la strada è questa. Famoso pane Carasao, che vediamo com'è. Senti l'odore, Ugo. Ah, ecco. Buongiorno. Oh, ecco, vedete amici da casa come... Ecco qua. Ah, siete già all'opera, Siamo all'opera. Abbiamo anche quasi finito. Siete un po' in ritardo. Come funziona? Se volevate vedere anche l'altra fase, dovevate venire prima. Lo so. Comunque è incredibile. Ecco, lei sta già... Io sto cuocendolo. Questo è il momento. E lei invece? Io lo sto aprendo, Ecco. caresando. Ecco, una volta che lei lo apre si mette qui, così funziona. Noi facciamo così, c'è gente che lo gira direttamente. Invece in questo momento voi lo aprite e poi lo mettete Sì. qui. E dopodiché una volta che va qui che accade? Cioè viene Poi lo giriamo e condito. lo mettiamo come quello che c'è su quel tavolo. Ah, ecco. Ecco, che lo vediamo, scusa. E quello è pronto per tostarlo. Sono primo cittadino. Ma questo è morbido adesso, oppure... Cioè, è ancora morbido o no? Sì, è pronto per metterlo nel forno.
Ah, ecco, questo adesso poi viene abbrustolito. viene abbrustolito e va in uovo. Avete visto il forno? Tra l'altro è un forno particolarissimo perché... vedete? Perché è basso? Sì. Vabbè, giustamente, perché in effetti così costa... No, ci sono dei forni che rimangono più alti e può cuocere anche rimanendo in piedi. Io questo non l'ho mai visto. Noi abbiamo perso questo- praticamente la fase del pallone. Abbiamo visto... Allora, che è la fase del pallone? Quando si gonfia. Noi abbiamo perso la fase del pallone. Eccolo là, lo vedi, lo vedi? E che fai? Ti butti addosso? Ti metti davanti. E mi metti davanti, che è la fase del pallone. Vediamo se riusciamo a vederlo un'altra volta. Comunque credo che si sia visto. Hai visto? Ecco. Forse da lì si vede meglio, ecco, vediamo. Ecco, vedi, il famoso pane carasau di marmoiata, vedete? Attenzione, lo gira. Ecco, vedete, si sta gonfiando. Vedete? E in questo momento appena diventa tipo palloncino, così, poi dopo, guardate, vedete? Eccolo là, via. È buonissimo anche lo pane. No, non è che dovete assaggiare per vedere se Allora, assaggiamo. Dove assaggiamo? Che... No, un pezzettino ne mangio. Manca la fase conclusiva che è quella della tostatura del pane, quello che dà poi la friabilità, il sapore, il gusto. Questa fase ancora non è in atto. Che cosa? No, si può mangiare... Ah, allora lo mangio, dai, datemene un pezzettino e lo assaggio, via. Prenda lei. No, che prendo io? No? Ormai. Prendo? Mi dispiace quasi romperlo. No, è fatto per mangiare. Allora lo mangio. Ugo, ne vuoi un pezzettino? Adesso vi facciamo vedere un'altra fase, Ugo? perché viene riscaldato e messo al panno adesso. Unite le panni. Buonissimo. Ah? Buonissimo. Buonissimo? Buonissimo. Signora, complimenti, eh? Non stai andando da nessuna parte perché vi offro il caffè e vai e No, allora che dolce. torno a bere caffè. Finisco il giro. State facendo un giro. Sì, sì. E vabbè, Torno a bere il caffè, promesso. Almeno un dolce. Appunto, torniamo. Va bene, torniamo. Grazie, grazie, torno dopo. Grazie, vi aspetto qua. Promesso. Ci vediamo fra pochissimo. Ecco qua, siamo arrivati davanti a, diciamo, è un sorta di esposizione del signor Ruggero, giusto? Sì, un bravissimo artigiano. Ecco, un bravissimo artigiano, vedete le maschere che realizza, sono veramente strepitose, bellissime. Dovrebbe esserci, questo è il portone, guardate che bello anche il portone. Andiamo a conoscere l'artigiano a questo punto. Sì, qui ha Permesso? il piccolo laboratorio, esposizione di maschere di vario genere. Possiamo. Messo? Tu sei pratico. Che sono pratico? Sei andato col così. No, ma di là. E dove devo andare? Buongiorno signor Ruggero. Come sta? Sta bene? Bene, lei? Bene, grazie. Complimenti, Abbiamo visto l'esposizione all'esterno, ma guardate qui amici da casa. Gira Ugo. Guardate qui, è una cosa incredibile, bravissimo. Ma queste sono fatte in legno, giusto? Sì. Ma e quanto tempo ci vuole a realizzare una maschera del genere? Beh, dipende dalla maschera. Ecco, prendiamo questa qua che mi sta colpendo a me in questo momento, guarda Ugo, questa centrale. Quella centrale che ha la mandibola articolata, quella Sì. vorrà 3-4 Con giorni. il naso grande, con le narici aperte, quella lì. 3-4 giorni. Sì. Invece una classica del Mammutone sulle 2 giornate piene di lavoro. 2 giornate piene. Guardate, veramente strepitoso, bellissimo. Questo è il suo laboratorio oppure c'è un altro Ma il laboratorio? laboratorio è a fianco, qui. Ecco, Quindi- quindi possiamo vedere. Queste che cosa sono? Visto che mo ormai siamo qui. Vabbè, questa è per il vino. Bellissima. Questa si chiama Savarile, per il vino. Arriverà sui 5 litri. Fantastico, troppo bello. E queste sono quelle. Guardate questa, amici da casa. Questa è un'altra maschera particolare. Questa c'è anche la mandibola articolata, vedi? Incredibile. Ma questa, cioè, adesso non per dire, ma cioè, una lavorazione del genere, signor Ruggero, cioè per fare questo, no? Una lavorazione del genere. Il costo approssimativo si può sapere di una maschera del genere. Perché questo è un capolavoro. Cioè, voglio Per dire. il costo appunto sono delle varietà. Appunto, no, Questo dico, una bisogna cosa che che- sia un intenditore per apprezzare No, ma già si il apprezza costo di perché questa non so se maschera. da casa riuscite a vedere, ma è articolata, è qualcosa di veramente. Questa per bella. esempio è una maschera con un legno ciliegio selvatico, Ecco, molto duro e molto resistente. Poi c'è queste venature bellissime. questo è bellissimo. Guarda. Cioè, io sono veramente. E questa anche questa è straordinaria. Complimenti, guarda signor Ruggero, veramente bravo. Cioè,
È bello sapere, vedete amici da casa, quante cose stiamo scoprendo. Vedete, per esempio il signor Ruggero Mammoiata fa queste maschere che sono straordinarie. Chissà adesso quante persone all'estero che stanno guardando questa trasmissione e anche in continente diranno: ah, allora vado a Mammoiata se mi serve qualche maschera per un carnevale anche veneziano, perché no, le pare? Perché è veramente una cosa incantevole. Io rinnovo i complimenti a lei. Bravo, bravo, bravissimo, complimenti. Grazie. Grazie di averci ospitato. Adesso, molto dato gentile. che ci siete, vi posso invitare un goccio di vino buono. Quello lo beviamo sicuramente. Allora noi nel frattempo poi ci beviamo pure un goccio di vino e salutiamo, devo salutare il signor Sindaco. Signor Sindaco. Grazie. No, grazie a voi. Andiamo fuori così salutiamo anche i ragazzi del museo, l'assessore più giovane Sì. d'Italia. Eccola Buona qua. strada. Grazie a lei, ciao. Grazie. Ci vediamo, grazie a voi, gentilissimi. Anche l'altro ragazzo che era prima con noi. Allora, noi ringraziamo gli amici di Mammoiata, sono stati ospitalissimi, gentilissimi ed è stato veramente bellissimo, un onore per me essere qui a Mammoiata. Arrivederci, grazie a tutti, ci vediamo domani, arrivederci. Sono contento solo se guardo sempre per la strada, 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 per la strada. E sono contento solo se intervisto per la strada, 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 per la strada. Se ti blocco all'improvviso non sai fare più un sorriso, ti vien voglia di scappare. Se ti cupo di sorpresa con le buste della spesa ti potresti accappotare. E son contento solo se guardo sempre per la strada, 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 per la strada. Bella strada, bella strada, bella strada, bella strada, bella strada, bella strada. In collaborazione con